Vediamo quanto resisto selvaggio. Sicuramente mi verrà caldo e non riuscirò. Amici bellini, è un martedì pazzesco. Ci avviciniamo alla partita delle partite, la finale come volete voi. È tanta la tentazione, tanta la tentazione di non parlare, di non fare proprio l'analisi, e invece no. Me la riguardo e qualcosa da dire c'è, ma c'è anche da ascoltare le parole di Conte. Cominciamo. Già mi entrano i capelli in bocca, non funziona. In tantissimi vi siete iscritti al canale, do il benvenuto ad Alberto Cirigliano. Andiamo così, che non... lasciate il like subito, perché dobbiamo andare forti, dobbiamo andare fortissimi. Dobbiamo spingere sull'acceleratore e dobbiamo spingere questa squadra, questo allenatore esausto, perché è esausto, e goderci insieme questo rush finale. Ci spostiamo, andiamo a vedere come si posiziona la Lazio contro l'Inter. Vi immaginate? Faccio tutta un'analisi dati perché è stata quasi più importante, no, ugualmente importante la partita di San Siro, ed è incredibile, e ne avete parlato sicuramente ampiamente, come tutte le cose, anche le situazioni VAR si sono sovrapposte anche a livello proprio di simultaneità. È stato qualcosa di pazzesco veramente. Ed è vero che si dirà questo è lo scudetto di Conte, questo è lo scudetto di De Laurentiis, lo scudetto dei calciatori. Io insisto e me ne faccio vanto, perché dal primo momento ho detto a me gasa più Oriali, mi gasa più di Conte, e secondo me questo è lo scudetto di Oriali, se arriva ovviamente. Siamo sempre con le magliette Cama Fatica, non abbiamo fatto ancora magliette di nessun tipo. Però siamo lì a un passo, e la presenza di Oriali, e ve ne accorgerete ancora di più in questo video, quanto è stata importante veramente, ma quanto è importante, assai. E ringrazio Calcio Napoli 24 che ci ha fatto vedere un video del post partita dove si vede un Conte ancora dannato, disperato, stanco, ma ancora arrabbiatissimo del finale della partita. E questo è un padre, un fratello maggiore, è quello che aiuta Conte a non esplodere, perché il personaggio Conte lo conosciamo, è uno che va su tutte le furie, che non si riesce a mantenere. Adesso noi abbiamo negli occhi l'immagine, insomma, le varie immagini con il Napoli, o magari con la Juve, con l'Inter, ma c'è anche quell'immagine col Chelsea, quando va a quella stretta di mano, mi pare fosse Tuchel, molla, che si vanno allo scontro. È sempre stato così, e uno come Oriali secondo me è fondamentale per non far scoppiare Conte, perché quando poi scoppia può fare anche dei danni. A questo video c'è stato un commento di un utente, vedi, io cito sempre perché mi fa piacere, che il merito va dato, che ha più o meno sbobinato il labiale di Conte per capire di cosa si stesse lamentando, e Conte pare dire ad Oriali: mi è partito il cervello, e si riferisce ai 6 minuti di recupero che non erano abbastanza. Lo abbiamo visto, ce l'ha detto anche Guido, che si è giocato 23 minuti nel secondo tempo, una cosa inaccettabile. E poi Conte lo dirà anche in conferenza, questo ostruzionismo da parte del Parma, insomma, cose che lui per esempio in Inghilterra ha visto fischiare addirittura da parte del pubblico, perché c'è un'altra cultura calcistica. Insomma, Conte non ci sta, dice una vergogna, Lele è una vergogna. Ma Oriali, bellissimo, ha un modo anche di prenderlo, di rilassarlo, di tranquillizzarlo. Ecco, gli mette una mano sulla spalla, sorride, lo calma, ha un effetto calmante che o ce l'hai o non ce l'hai, e queste sono le figure di cui abbiamo spesso parlato e che alle volte nei dettagli fanno la differenza. Poi lo ascoltiamo anche Conte, però prima il campo. Vedete il Napoli ovviamente con il 3-5-2, classico modulo di Conte. Non voglio essere cattivo, forse la community, forse gli amici abbonati nel gruppo Telegram con i voti sono stati un pochino... Il Napoli balla con Pedro è il più bello che c'è. Praticamente il meglio di Santa Fe. Un pochino anche severi, io non voglio puntare il dito,
però ci sono state alcune cose di giocatori esausti che sono arrivati al limite delle loro possibilità, che però per amore del calcio io devo dire quello che penso. E qui per esempio Di Lorenzo fa il suo solito movimento, detta anche il passaggio a Politano. Politano spesso lo serve, lo premia, in questo caso sceglie di tentare il dribbling e perde palla, e da questa palla persa si arriva al primo tiro di Som, giocatore che a me piace molto, lo ripeto, nel caso in cui mi si chiedesse ma un vice Anghissà, secondo me è un buon profilo. Il tiro di Som non è così a scendere, andava a salire, in realtà viene ben parato da Meret. Fatto di nuovo, questo noi chiediamo. Poi siamo agli sgoccioli, non posso permettere che Zortea prenda la mira e metta un gran cross, non lo possiamo permettere, quindi mi rivolgo a chi sarà sulle fasce, a chi dovrà poi occuparsi delle marcature. Tutto questo spazio non ci può stare, si rischia, si prende anche il fallo, si prende un'ammonizione, siamo nel primo tempo, è difficile che ti ammoniscono, vai forte. Questo spiovente poi verrà, bravo Meret in questo caso a uscire, a chiamarsi la palla, poi si scontra anche con McTominay, però pericolo scampato. Se è vero che la partita di McTominay non è stata eccezionale, si vedeva proprio essere leggermente scarico anche fisicamente, è proprio lo scozzese a trovare un filtrante inimmaginabile, quasi alla cieca, per Anghissà, che poi farà quel controllo, quel sombrero su Leoni e il primo palo della serata. McTominay è qui e il passaggio scavalca anche Raspadori, e vedete insomma l'importanza e il ruolo di Anghissà, questa mezzala nuova, questo tipo di mezzala di inserimento, di sfondamento, che è stata dipinto, questo ruolo dipinto da Conte per trovare, visto che Lukaku è un altro tipo, è un centravanti che ti serve per fare regia, per occupare quello spazio e per tenere occupati i difensori, poi si devono buttare dentro a turno le mezze ali, e lo stanno facendo. Credo siamo arrivati a 17 gol della coppia di mezzali, e non è poco. Nel secondo tempo un altro tiro di Som, si tenta dalla distanza, lo sappiamo, tiro leggermente ad uscire che sarebbe entrato nell'angolino. Qua fa una grande parata Meret, per quanto mi riguarda, poco da dire. E se è vero che McTominay non è stato brillantissimo, lui si prende questo calcio di punizione, e vedremo dopo dove da chi gli arriva il passaggio, e poi ci fa vedere un altro pezzo del suo repertorio che non conoscevamo, un po' come Cavani quando improvvisamente si prese il pallone e tirò un calcio di punizione e lo mise in porta, non ce l'aspettavamo. Cavani segna in tutti i modi, anche da calcio piazzato, e anche McTominay ha dimostrato di prenderla la porta. Tiro forte, ben piazzato, sul palo del portiere, a tentare di sorprenderlo. Suzuki è bravo. Poi succede un macello, e qui credo al momento della comunicazione del recupero che si scaldano gli animi a Conte e un collaboratore di Chivu, insomma della panchina del Parma. Oriali cerca di mediare, cerca di frapporsi, ovviamente l'arbitro nella confusione butta fuori i due allenatori, è la cosa più facile da fare, ma in questa muresca, la famosa muresca, si vedono anche atteggiamenti diversi da parte dei nostri calciatori. Mentre Oriali se la vede con l'arbitro, c'è Lukaku che cerca di calmare e di portar via Conte dalla rissa. Lo stesso Lukaku è chiamato anche a calmare un Mazzocchi che stava venendo di corsa per partecipare alla cosa. Mazzocchi subito si accende, ovviamente. Mazzocchi è un mini Conte. Quello che fa Conte fa Mazzocchi, e quindi devono intervenire le figure di leadership con più esperienza per calmare gli animi, perché questo non era il momento di buttarla in caciara, era il momento di mantenere la calma. È stato visto in tutte le salse, la mia interpretazione può essere di parte, ma credo di averla letta in maniera abbastanza obiettiva. Questo è il primo intervento. Passaggio viene da Billing, primo intervento di Circati, che prende il pallone ma non lo allontana abbastanza, tant'è vero che la palla Simeone si gira e diventa nella sua disponibilità, diventa di Simeone il pallone, ed è a quel punto che Circati entra in scivolata, gli tocca il pallone e Simeone, che era in protezione, si stava girando,
va a finire che tocca il polpaccio di Circati, che ovviamente si rotola e poi... Guardate l'arbitro, quando fanno così gli arbitri significa gioca, regola del vantaggio. In pratica Doveri l'aveva letta proprio al contrario, l'aveva letta come un intervento di Circati che tocca il pallone. Sapete quando prendi pallone avversario, insomma un intervento imprudente? Alle volte prendere il pallone non significa che non hai fatto fallo. Doveri vede che la palla finisce a gong e dice gioca, che può significare non è successo niente o può significare che è fallo di Circati, ma si va per il vantaggio. E vi aggiungo, se è così che l'ha letta, cioè l'ha letta come fallo di Circati, che non è, a quel punto mi duole dirlo, ma il VAR potrebbe, nella mia visione, intervenire perché hai visto una cosa al contrario. Quindi secondo me si può anche chiamare il chiaro ed evidente errore. Hai visto un fallo di Circati, in realtà il VAR vede un fallo di Simeone. Non è fallo, cioè la chiamata è sbagliata, ma da protocollo, se ci vogliamo poi concentrare e trovare una spiegazione, potrebbero spiegarcela così. E noi tutti così resteremo per il resto della settimana finché non si fa venerdì. Questa è la nostra faccia. Siamo anche noi un po' provati dalla stagione. Voi qua credete che vi voglio far vedere il fallo? No, il fallo è evidente, non c'è nemmeno da parlare. Vi voglio far vedere il Circati che alla fine se la guarda l'azione, dice che faccio, mi alzo, adesso è troppo tardi. In questo momento è meglio che arriva, però se la sta guardando, non è che si sta dilaniando dal dolore, si sta guardando l'azione e si rende conto che l'unico modo per scamparsela, lui ha sentito il tocco, è di disperarsi poi dopo e chiedere. Il problema vero è che al VAR gli mostrano questa inquadratura e non gli mostrano l'altra, dove è molto più evidente che Circati fa il suo intervento in scivolata e poi Simeone gli va addosso e si toccano, ma è uno sport di contatto. Circati ha preso il pallone ma gliel'ha dato a Ngonghe, punto e basta, non c'è il fallo di nessuno e si doveva andare avanti. Poi ora noi possiamo dirci che non cambia nulla, perché il Napoli avrebbe dovuto vincere lo stesso per avere la sicurezza. Certo, con 2 punti in più devi avere la certezza, va benissimo, però ci arrivi con un altro mood alla partita con il Cagliari. Se invece metà della piazza è comunque spaccata ed è preoccupata perché il Napoli non gioca bene o perché non è dominante, non segna abbastanza, ecco, se avessi potuto segnare questo calcio di rigore, vincere, gli dai una bella mazzata all'Inter, ti dà grandissima fiducia, ti senti più forte, senti di poterla sbloccare anche sul tardi. Insomma, era un gol da fare, era un gol che ci dovevano far fare. Poi il rigore lo devi sempre segnare. Ha fatto molto discutere anche l'esultanza di Conte e di tutta la squadra, ma non tutta la squadra ha esultato. Io ho individuato almeno 2 giocatori che non erano contenti del pareggio. Uno è Olivera, che sbatte forte il pugno contro il campo. Boom. E non è un'esultanza, credetemi, se avete modo di andarvela a rivedere, andatevela a rivedere, ditemi cosa ne pensate. Mi sembra proprio disperato e spesso l'abbiamo visto discutere anche con la panchina nei momenti di concitazione, di concitamento, non so come si dice, perché mi è sembrato avere fretta di giocare a calcio e di proporre per andare a segnare. E abbiamo anche sentito che a seconda del risultato che poi arrivava dall'altro campo, lo stesso Lukaku dava una mano alla squadra dalla panchina dicendo adesso dobbiamo segnare, l'Inter è in vantaggio, dobbiamo andare a segnare. E quando poi la Lazio pareggia, tutti calma, stanno sul 2-2, calmiamoci perché siamo comunque avanti. Diamo merito a Spinazzola, è suo il filtrante, bellissima la posizione di McTominay e anche il tocco a seguire, accarezza il pallone da sotto per farlo scorrere, fa una cosa tecnicamente bellissima McTominay e si prende il fallo di Del Prato. E durante il conciliabolo prima della punizione vedete che qua Meret ricorda a Olivera che siamo 3-5-2, gli sta sicuramente ricordando le cose perché Olivera non era convinto neanche lui. Sto facendo il braccetto, sto facendo il centrale, non lo so, dalle TV dicono una cosa, vedete quello che vi dico? Un Olivera che quasi dice ma che vuoi da me? Non dobbiamo attaccare più. È una mia interpretazione, vorrei stare sul campo per ascoltarli, ma è qui che secondo me Conte dice calma, lo stesso Lukaku
Vedete, c'è Anghissà, anche Anghissà mi ha dato la sensazione di restarci male per il pareggio, di essere più rammaricato che contento. Ma Oliveira era quello che più di tutti era confuso, perlomeno. Più che confuso era incazzato nero, anche Costellini. Dici, ma vince? Non lo so, però è un'immagine particolare che ai più è sfuggita. Ve la volevo segnalare. Questo è lui a fine partita. Vi assicuro, non è il gesto di un calciatore che ringrazia il cielo per aver pareggiato sta partita. Mati la voleva vincere. Scott invece fa un bel gesto di approvazione, dice bella, tosta, siamo avanti, siamo ancora prima in classifica, andiamo a giocarci la prossima. E Conte invece impazzisce ad esultare sotto la curva insieme a Mazzocchi, che è praticamente la sua ombra, fanno gli stessi gesti, sono proprio, chissà se Mazzocchi avrà un futuro contiano da allenatore domani, vedi, magari potrà entrare nel suo staff. Le pagelle, che cosa inutile, però piacciono. Stavo recuperando le pagelle e trovo che c'è un rumor su Klopp alla Roma. Non lo commento. Se diventa ufficiale e il Napoli si lascia scappare questa occasione, sempre che Conte voglia lasciarci, e ascolteremo le sue parole, lo guarderemo in faccia, ci guarderemo nell'anima, e credo che ci siamo, non ci pensiamo. La palla del migliore in campo la diamo a Meret. Mi sento di confermare il 7 della community, due parate importanti, partita che finisce 0-0, ennesimo clean sheet. Meret ha fatto il suo. Di Lorenzo 5,5, alla fine è difficile distribuire sufficienze in una partita del genere, nonostante si siano creati dei presupposti, però volevamo e chiedevamo qualcosa in più. 5,5 di Lorenzo, 6 Rachmani, bravo, tosto in marcatura, meno in impostazione. Danno 6 ad Oliveira e lo confermo, nonostante lo abbia visto in difficoltà, però rivedere la partita, rivederlo sul pezzo, rivederlo voglioso di vincere, mi fa salire il voto mio iniziale da 5,5 a 6. 5,5 Spinazzola, anche lui si è un po' perso durante la partita, però c'è quel passaggio per McTominay, quindi per me è quasi un 6 meno. Anghissà si prende il 6, potrebbe essere anche un 6,5, sarebbe stato 9 se quel gol fosse entrato. Purtroppo il palo, i legni oggi, l'altro giorno, non ci sono andati, non ci è andata bene. 5,5 Gilmour, per me anche 5. Ho sentito particolarmente l'assenza di Lobotka e dei suoi tempi di gioco. 6 più per McTominay. La partita di McTominay è tra il 5 e l'8. Va bene 6 più. 5 non perché abbia giocato male, ma perché non ci ha dato quello che di solito ci può dare. Ricordiamo che però sta giocando anche esterno sinistro, fa 5 ruoli, fa 5 compiti diversi, e dai. 5,5 per Politano, lo abbasso a 5, Matteo non me ne volere, e 5 anche per Lukaku, 5,5 per Raspadori. C'è stato un bel cambio di gioco, ma veramente troppo poco questa volta anche Raspadori. Mi sento sì tra il 5 e il 5,5, non di più. E poi tra quelli che sono entrati, Neres 5,5, Billing 5 più, Ngong senza voto, Simeone 5. Non me la sento onestamente di dare 5 a Simeone, che per lottare su quel pallone ci stava portando poi al rigore, quindi anche a Neres, anche se non mi è piaciuto tanto, però ha avuto quello spunto. Siamo nel momento in cui Lukaku basta che vince un duello che ti porta al gol, il resto della partita la può sbagliare. È un instant team, raga. Non è un progetto su cui tu stai lavorando su dei giovani, allora cresci, devi valutare la prestazione. Adesso dobbiamo valutare l'episodio, quindi tireremo le somme alla fine, quello che possono ancora dare questi ragazzi. Tant'è, bisognerà andare sul mercato, ma proprio forte, che si vinca o che non si vinca. Forse ci sono anche dei giocatori stanchi, giocatori che hanno vinto e che probabilmente per il bene di tutti si deve cambiare aria. Le parole di Conte. Ogni tanto bisogna anche usare il cervello e dire: ma questi stanno veramente raschiando il fondo dal barile e stanno ancora lì a rompere le palle a tutti? Cioè, questo bisognerebbe fare. L'onestà intellettuale dovrebbe fare questo.
e non a dire sì però si soffre. Cazzo, vuoi pure non soffrire. Ci parli delle emozioni anche, Cioè, però. no, queste sono emozioni, Okay. Queste sono emozioni. Ve lo ricordate, Spalletti, quella famosa intervista? Ma che emozioni? Ma quale emozione? 2 minuti di recupero! Guardate come poi sono assimilabili le storie del calcio. Cioè, Conte ti sta parlando delle cose reali, il giornalista ti vuole riportare sulle emozioni. Queste sono emozioni, nel senso che se voi andate trovando anche una squadra brillante, un gioco spumeggiante, quando io sono ridotto all'osso, perché la squadra che già non era la migliore squadra del campionato, per nulla proprio a livello di qualità, è stata messa insieme nel finale, dopo l'inizio del campionato, è stata indebolita pesantemente dopo il mercato di gennaio, sono intervenuti diversi infortuni chiave. È la stessa squadra dello scudetto, c'è Buongiorno al posto di Kim, solo che Kim le giocava tutte, Buongiorno ne ha giocate la metà. Quindi bisogna dare atto al lavoro che ha fatto Conte. Se poi effettivamente non vogliamo nemmeno soffrire, vogliamo andare in carrozza come si è fatto 2 anni fa, penso che siamo fuori dal mondo, e quindi credo che Conte abbia ragione a rispondere così a delle critiche che gli possono arrivare. Poi è naturale che uno la può vedere come la sottolineatura del suo lavoro, che fa un miracolo e quindi è tutto merito suo, ma sta dando anche grandi meriti ai ragazzi e lo dovete leggere. Poi Conte mi sembra, più lo ascolto e più mi sembra un uomo molto sincero, senza filtri, è uno che ti dice le cose e è distrutto fisicamente. Ascoltate. Ribadisco, 2 anni fa è stato vinto uno scudetto in carrozza, con un'altra squadra, un'altra situazione e non c'è stata sofferenza. Quest'anno stiamo andando lì. Se uno non vuole neanche soffrire, ragazzi, io alzo le mani e mi arrendo. Mi dico, ragazzi, mi arrendo, è troppo per me, è troppo questa piazza. Dico, mi arrendo, dico ok, però mi arrendo dopo, eventualmente. Domenica dobbiamo arrivare, adesso bisogna arrivare al traguardo e i ragazzi lo sanno. Anche partire, Gallo. Ovviamente, figurati se non doveva intervenire con una frase inopportuna. Mai grazie a tutti. E fa proprio un gesto Conte, fa proprio io mi arrendo, e poi fa così. È quasi un gesto istintivo, come a dire io vi saluto. Io l'ho letta così. E sebbene, insomma, sia triste e mi dispiaccia non poter continuare, non poter far partire un progetto che abbia una durata minima di 3 anni, io mi rendo conto che se poi per arrivare a certi risultati ti debiliti e devi dare, oltre a chiedere tutto ai tuoi calciatori, dai anche tutto tu, probabilmente un'altra annata potrebbe essere pesante con questi presupposti, quindi dobbiamo essere pronti e non cadere dal pero. Andiamoci a prendere lo scudetto. Grazie, buona serata. Grazie. Cosa dirà in questi giorni? Andiamoci a prendere lo scudetto, perché le chiacchiere stanno a zero, e anche per dare una soddisfazione ai palati più fini che vogliono il Napoli meritare lo scudetto, devi ricevere il Cagliari e lo devi battere senza problemi. Batti il Cagliari, ci dimentichiamo delle partite un po' stentate con il Monza, delle difficoltà che abbiamo avuto nell'ultimo periodo, e tutto si appiana, ci divertiamo, ci rilassiamo, siamo anche noi tesi perché sappiamo che questa squadra ha delle difficoltà, altrimenti non saremmo preoccupati, altrimenti non avremmo fatto i 2 pareggi col Genoa e col Parma. Però se è vero che l'Inter lo aveva in pugno, è vero anche che il Napoli è stato 22 volte in testa alla classifica, e l'Inter ha steccato, ti ha fatto il regalo così, ma perché il Napoli non ha steccato? È vero anche quello, quindi siamo in vantaggio grazie al fieno in cascina, lo sfruttiamo, vinciamo quest'ultima partita ed esplodiamo di gioia. Poi, se qualcuno non lo vuole festeggiare, padronissimo, io lo metto in bacheca e al di là di tutto mi tengo un'annata che, come al solito, mi ha insegnato delle cose, ho capito più cose del calcio e delle cose intorno al calcio,
perché anche quelle sono importanti, e fa parte del famoso percorso di crescita, perché ricordatevi che crescere è l'unica cosa che conta. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Lasciate i like finali senza problemi, perché abbiamo un paio di giorni importanti da affrontare. Non vorrei parlare né di mercato, né di Allegri, né di Klopp.